Questa è una domanda, se è nato prima l'uovo o prima la gallina. È cambiato lo sport ed è cambiato il modo anche di presentarlo. A questo punto non so quale è peggio, nel senso, io parlando di sport posso dire che quanto si vede, soprattutto negli sport di squadra, non è che sia particolarmente esaltante. Il fatto di comunicazione, che è il campo, diciamo, nel quale mi sono più cimentato, posso dire che oggigiorno purtroppo si stanno dimenticando alcuni valori, alcune guide base per la telecronaca, che intanto è una telecronaca, lo dice il nome stesso, cioè si fa la cronaca di quanto si vede in televisione, cosa che non succede oggigiorno più, perché praticamente quasi tutti i commentatori parlano fra di loro, visto che sono in due. Io ho sempre preferito che ci fosse uno solo, perché almeno quello lì dice le cose sue e non deve poi fare ancora, non deve litigare con quello che gli sta accanto. Cominciano a parlarsi addosso e dimenticano semplicemente di commentare quello che succede sul campo. Io come telespettatore, a me interessa vedere che il cronista mi spieghi chi ha fatto un canestro, chi ha fatto un gol, chi ha fatto il passaggio, chi ha fatto l'assist, chi ha preso il rimbalzo, cosa ha fischiato l'arbitro, che tipo di infrazione ha fischiato, cosa sta succedendo in campo, queste cose qua. Queste sono le cose che a me come telespettatore comune interessano. E poi c'è questa cosa ancora importante, soprattutto per gli sport di squadra, e parlo segnatamente per il mio sport che è il basket, che se tu vuoi avere nuovi adepti devi parlare alla gente in modo molto semplice, spiegare le basi del gioco che stai commentando, spiegare a uno che magari si intende di qualche altro sport di squadra quali sono le differenze del basket rispetto, non so, mettiamo al calcio, al pallamano, al pallavolo, eccetera, e spiegare quali sono le cose importanti che si devono fare nella pallacanestro, quali sono le cose invece sbagliate che vengono fatte, tante volte vengono anche esaltate dal telecronista di turno perché magari sono molto spettacolari, però di effetto pratico sono praticamente insignificanti. Tutte queste cose qui che oggigiorno, per voler essere troppo tecnici e voler dare numeri su numeri, si perdono, così che se uno casualmente, un appassionato di un altro sport, vede una partita di basket non ci capisce niente, la prossima volta non la guarda più. Dal suo punto di vista, qual è stata la telecronaca che gli è più rimasta in mente, che l'ha appassionata di più, quella che ha fatto... Quella che è assolutamente la semifinale dei campionati del mondo di basket nel 2006 in Giappone fra la Grecia e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, squadrone NBA pompato da tutta la stampa con queste giovanissime stelle, si chiamavano Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James, eccetera, che ha preso una paga dalla Grecia di Spanoulis e Papaloukas, squadra di nanetti, che però giocavano a pallacanestro in modo sublime e li hanno presi in giro per tutta la partita. Per me è stato, come dire, la dimostrazione vivente di quanto andavo asserendo già da tantissimo tempo, mi ha sempre più convinto che quello che io stavo dicendo sul fatto che il basket NBA è in caduta libera in fatto di valori veri, era assolutamente vero. Cioè, nel senso, un giocatore come Papaloukas, giocatore che potrebbe giocare in Serie B in Italia dal punto di vista delle sue capacità fisiche, però solo di fosforo e di intelletto ha preso in giro tutto lo squadrone americano.